Violenti temporali nel pomeriggio nella Marca, nel capoluogo cade un albero in via Giacomelli, in Restera un uomo colpito da un ramo, nella notte nubifragio nel Bellunese, particolarmente colpita Cortina d'Ampezzo. Maltempo in montagna, caldo torrido, in pianura decine di accessi al pronto soccorso, a Castello di Godego un 66enne stroncato da un malore nell'auto bollente. Ed il 2 agosto di 4 anni fa la tragedia del molinetto della Croda, il governatore Zaia ha ricordato le 4 vittime ribadendo la vicinanza della regione alla Pro Loco. Costretto a fare assistenza alla madre ricoverata a Castelfranco dormendo a terra, le poltrone sono inadeguate, dice, posta la foto su Facebook, l'ira dell'ULSS che annuncia una querela. Incendio di 2 semirimorchi nel piazzale di una ditta di trasporti, la colonna di fumo visibile da lontano, contenevano tubi di plastica e lavatrici, cause al vaglio dei carabinieri. Via i bidoncini dal centro, in autunno partirà la sperimentazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti a Treviso. Via distrettuale a Santa Lucia di Piave, una strada pericolosa con auto che sfrecciano incuranti dei limiti di velocità. I residenti chiamano Antenna 3 e lanciano attraverso i nostri microfoni un appello. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. In primo piano il temporale che nel tardo pomeriggio ha interessato anche la provincia di Treviso, la fascia est e sud della Marca da Oderzo fino a Treviso, una ventina gli interventi da parte dei vigili del fuoco a Treviso. Un albero è caduto in via Giacomelli, mentre lungo la Restera, Casale sul Sile, una persona è rimasta levemente ferita dopo essere stata colpita da un ramo. Il vento molto forte ha creato diversi problemi nei paesi di Silea, Breda di Piave e Maser, rami pericolanti, grondaie staccate e in zona di Montebelluna si sono anche rotti dei cavi dell'Enel, ma è soprattutto in montagna che il maltempo di queste ore ha fatto i danni più gravi, con un nubifragio che si è abbattuto nella notte nel Bellunese, quindi caldo torrido in pianura, nubifragi in montagna, le due facce di questa estate anomala. Ad un anno esatto dalla tragedia di Alverà, particolarmente colpita ancora una volta l'area di Cortina d'Ampezzo, mentre a Livinalongo un 49enne è morto dopo essere stato colpito da un fulmine. Sentiamo. Dopo il caldo record è arrivato il maltempo, un nubifragio violentissimo si è abbattuto ieri sera sul Bellunese causando danni ingenti, particolarmente colpita l'area di Cortina d'Ampezzo e la valle del Boite con frane, smottamenti ed allagamenti, una pioggia torrenziale che ha flagellato la valle ampezzana, i danni maggiori alla Cedel, Col, Mortisa e Val, esondati alcuni torrenti. A Mortisa un ponte è stato letteralmente divelto dalla furia dell'acqua, evacuata un'abitazione ed un ristorante, allagamenti in diverse case. La strada regionale 48 delle Dolomiti è stata chiusa per tutta la notte. Ma diciamo che c'è stata una bomba d'acqua piuttosto circoscritta che ha creato una serie di danni più infrastrutturali, diciamo, fortunatamente non ovviamente alle persone, e quindi diciamo è stata una lunga notte, alcune delle problematiche sono rientrate e comunque ci sono stati dei danni, in particolar modo diciamo di allagamenti su alcuni seminterrati di alcune abitazioni, e poi c'è stato un crollo di un piccolo ponte su una strada comunale, oltre al fatto che è stata interrotta diciamo per la notte, ma è già stata riaperta la strada regionale 48, quella che porta al Passo Falzarego. In sopralluogo a Cortina l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che ha già predisposto la documentazione per lo stato di crisi. Vigili del fuoco e protezione civile al lavoro da stanotte, ma non è ancora possibile tirare un sospiro di sollievo. Temporali con fenomeni localmente anche intensi, specie nell'area dolomitica, potrebbero verificarsi nelle prossime ore. La protezione civile regionale ha dichiarato lo stato d'attenzione idrogeologica per il bacino dell'Alto Piave, con attenzione rinforzata per la frana di Cancia a Borca di Cadore.
L'altro fronte è il caldo di queste ore in pianura, con malori anche fatali come quello che ha stroncato un 66enne di Castello di Godego. Aumentati anche gli accessi al pronto soccorso, come è accaduto all'ospedale di Conegliano. Vediamo. A Refrontolo torna la festa degli Omi, anche se chi la organizza non ha voglia di parlarne. Festa è una parola che stona ancora a Refrontolo. Il 2 agosto è e sarà per lungo tempo l'anniversario della tragedia del Molinetto, quella terribile notte di 4 anni fa, quando la furia del torrente Lierza spazzò via il tendone, dove un centinaio di paesani si erano riuniti per la tradizionale cena degli uomini, uccidendo 4 di loro: Maurizio Lot, Luciano Stella, Giannino Breda e Fabrizio Bortolin, ricordati come sempre con discrezione. La messa delle 7:30, poi dei fiori sul cippo dedicato alla loro memoria. Il pensiero non può che andare a loro. Prima di questo fatto il pensiero andava alla festa degli uomini, adesso purtroppo in provincia di Treviso si ricordano invece i morti di Refrontolo. È una tragedia che ha lasciato ovviamente il segno in questa provincia. 4 morti non sono pochi, e soprattutto in quella modalità, questa bomba d'acqua unica è presente in quella zona e a 1 chilometro neanche una goccia d'acqua quella notte, mi ricordo. Un caso ancora aperto a livello giudiziario, con il presidente della Proloco, Walter Scapole, e i tecnici che firmarono il piano di assetto del territorio rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Procedimento a cui si affianca in sede civile la richiesta di risarcimento degli eredi di Stella. Speriamo che poi si trovi la soluzione per pensare che la Proloco non può diventare il capro espiatorio per aver semplicemente prestato un capanoncino che lo faceva, cioè era lì non so, da 30-40 anni per farsi la sagra del paese. Io quindi sto dalla parte del Proloco, assolutamente la ragione è difendere il Proloco. Ecco, questo ovviamente era il servizio relativo all'anniversario della tragedia del Molinetto della Croda, costato la vita esattamente 4 anni fa, nella notte del 2 agosto, a 4 persone. Dicevamo dell'altro fronte di questa estate pazza, quello del caldo record che in queste ore ha mietuto anche una vittima, un 66enne di Castello di Godego, che è morto dopo un malore nell'auto bollente. Ma sono anche in netto aumento i casi di accessi al pronto soccorso. Vediamo il servizio. Accessi ai pronto soccorso della provincia aumentati soprattutto da parte di anziani, malori in casa e sul posto di lavoro. La persistenza delle alte temperature e della forte umidità di questi giorni sta mettendo a dura prova tutti, anche chi è apparentemente in buono stato di salute, come il 66enne di Castello di Godego, Pierino Beltrame, che ieri mattina si è messo in macchina venendo colpito dopo poche centinaia di metri da un malore al volante. Malgrado l'immediato intervento dell'ambulanza del SUEM 118, Beltrame è morto dopo poche ore. Nella stessa giornata un giovane operaio ha perso i sensi in un capannone della Castellana. Una ragazza nella stessa zona si è sentita male in casa. Decine gli assistiti nei vari ospedali della Marca, da Treviso a Oderzo, da Montebelluna a Conegliano. C'è stato un po' di più di afflusso, specialmente di persone anziane, ma senza aumento dei ricoveri. Si tratta fondamentalmente di sincopi, presincopi, che di solito riusciamo a gestire con un po' di osservazione, idratazione e qualche consiglio, che specialmente purtroppo i nostri cari anziani si dimenticano di avere la loro età, no? E quindi vanno nell'orto alle 10 di mattina sotto il sole senza bere, così. Bastano poche semplici regole per stare bene. Caldo che spinge a un uso pressoché costante dei condizionatori, con frequenti blackout nelle zone più densamente abitate, in particolare quella a sud di Treviso, Mogliano e la prima periferia di Mestre. Condizionatori accesi dove funzionano. Non è il caso del Tribunale di Via Verdi, dove l'attuale impianto non va da metà luglio e la burocrazia blocca i lavori per l'installazione di quello nuovo. Quanto al meteo, sono possibili precipitazioni nella tarda serata e nella notte, ma la vera svolta con l'arrivo di aria più fresca è attesa solo a ridosso di Ferragosto. Ancora a cronaca, grave incidente stradale questa mattina lungo via Kennedy tra Vallà di Riese, Pio X e Castelfranco. Una vettura sulla quale viaggiavano 4 persone è uscita di strada finendo contro un platano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale. Gravemente ferito un ragazzo di 28 anni residente a Vedelago, che è stato trasportato all'ospedale
viale Cafoncello di Treviso. Gli altri 3 feriti, tutti fortunatamente con lesioni lievi, sono invece stati ricoverati all'ospedale di Castelfranco e di Montebelluna. Parliamo ora di lavoro che sta già producendo delle conseguenze, l'attuazione del decreto dignità. Per timore o per cattiva fede qualche azienda lo sta applicando con troppa solerzia, danneggiando i lavoratori. Questa è la denuncia di Nicola Talmi della CGIL. Sentiamo l'intervista. Ma noi siamo d'accordo ovviamente sulla riduzione del numero di contratti a tempo determinato, è una cosa buona e giusta, però le imprese ne stanno, forse siamo abituati troppo bene, quindi abbiamo registrato soprattutto alle poste, che mi sembra un'azienda importante, dove un lavoratore con un contratto da 11 mesi gliene hanno fatto solo da un mese, perché oltre i 12 mesi serve la causale. La causale serve semplicemente a spiegare perché usi un contratto a tempo determinato e penso che le poste siano in grado di dirlo. Quindi secondo lei paure autentiche oppure qualcuno fa già il furbo? Ma diciamo, mi sembra che i grandi media e un'industria hanno detto che questo decreto sarà un disastro che comporterà dei pesi enormi, quando in realtà un imprenditore vero e serio che usa i contratti a tempo determinato per provare un dipendente, quando vede che il dipendente vale e l'ha formato, lo assume, e quindi secondo me è una cosa assolutamente strumentale. Parliamo ora di rifiuti. Contarina soddisfa i trevigiani ma non il comune di Treviso. Dal sondaggio di un ente incaricato da Contarina la soddisfazione dei cittadini per il servizio offerto è in aumento, ma non è così per la neoamministrazione comunale. Casugana vuole aprire alla sperimentazione delle isole ecologiche in centro storico eliminando i bidoncini. L'assessore ai lavori pubblici Zampese: c'è molto da migliorare. Sentiamo. Della provincia. Contarina promossa anche quest'anno dagli utenti, ma non da Casugana. Il gradimento dei cittadini emerge dal sondaggio realizzato da una ditta esterna per misurare la soddisfazione generale verso il sistema e ogni singola attività della società della raccolta dei rifiuti della Destra Piave. Oltre 600 intervistati solo nel capoluogo e più di 1000 nei 49 comuni serviti da Contarina. Dal sondaggio si evidenziano punti di forza, ma anche criticità. Una soddisfazione generale, ma che si concentra soprattutto sulla regolarità del servizio di raccolta e sulla disponibilità dei colleghi allo sportello e al dare risposte magari anche attraverso lo sportello online. Le cose invece un po' più critiche su cui bisognerà lavorare sono legate allo spazzamento nelle strade e alla chiarezza della bolletta. Meno soddisfatto il comune di Treviso, secondo cui la strada da fare è ancora in salita. Queste criticità che i nostri cittadini hanno fatto emergere, noi abbiamo preso le abbiamo inserite nel nostro programma elettorale, è una promessa ed è un impegno, quindi per noi è un dogma migliorare queste criticità e questi servizi. Il porta a porta risulta difficile negli spazi ristretti del centro storico, tanto che l'amministrazione vuole sperimentare delle isole ecologiche in una zona all'interno delle mura. Il sindaco Mario Conte l'ha ripetuto in campagna elettorale e il presidente di Contarina Franco Zanatta ha dato la disponibilità a studiare nuove soluzioni. Il comune è aperto e non preclude qualsiasi tipo di sperimentazione che vada oltre e quindi a migliorare il risultato attuale. Altro tema a cui l'amministrazione tiene molto è lo spazzamento delle strade. Lo spazzamento deve essere più frequente e soprattutto deve esserci più cura anche nel levo della vegetazione parassitaria, quindi le erbe che crescono nel marciapiede, eccetera. Dall'autunno prossimo dunque Treviso potrebbe cambiare sistema eliminando i bidoncini privati in centro storico. Via libera al nuovo parco commerciale nell'area ex Marazzato a San Giuseppe. Il comune di Treviso ha ottenuto che venga aumentata la zona verde per attenuare l'inquinamento ed una rotonda a 4 corsie per mitigare il traffico, tutto a spese del privato. Sentiamo.
Tra il comune e l'ipermercato che verrà costruito nella zona ex Marazzato si è raggiunta una perfetta intesa. I terreni a poche decine di metri dall'aeroporto finiti all'asta sono stati acquisiti dal gruppo padovano Ali. Il gruppo della grande distribuzione è così entrato in possesso di un'area di oltre 50.000 metri quadrati. L'edificato invece sarà di 16.000 metri quadrati su 3 corpi, in grado di accogliere anche 13.000 clienti. Da qui la preoccupazione maggiore per il comune, ovvero l'impatto ambientale. Il notevole flusso di clienti del nuovo ipermercato, un complesso con vari negozi e superfici di vendita con accessi indipendenti, potrebbe risultare troppo impattante su traffico e attività commerciali della città. L'amministrazione ha dunque cercato di dettare una serie di modifiche, rimanendo alla fine soddisfatta. È stato aumentato di molto la concessione di area verde, quindi ci sarà un forte insediamento verde non solo nell'area ma anche nell'area circostante, questo per limitare le emissioni CO2. È stata variata facendola a 4 corsie, 2 per ogni senso di marcia, la rotonda frontale all'uscita del parco commerciale, questo per limitare l'impatto dei clienti e potenziali clienti in entrata e in uscita rispetto al parco commerciale. Tutte queste cose, chiaramente questo processo amministrativo che è la VIA e poi la conferenza di servizi sono il massimo. Avessimo anticipato di qualche mese, probabilmente qualche anno, il processo amministrativo, avremmo potuto chiedere anche di più. Siete soddisfatti comunque? Sì, siamo soddisfatti perché alla fine le mitigazioni ambientali saranno molto forti. Chi non è soddisfatto invece sono i residenti di Quinto. Beh, da un certo punto di vista li capisco perché l'area già aggravata dal problema, se vogliamo dire problema, del traffico legato sia ai mezzi di passaggio sia ai mezzi che vanno all'aeroporto sarà in un certo senso ancora più gravato. Non potevamo far altro che ottenere quello che abbiamo ottenuto. L'area di vendita sarà pronta nel 2020, le opere complementari partiranno prima. Falsità, così bolla l'ULSS, la denuncia su Facebook di un cittadino che all'ospedale di Castelfranco ha raccontato di essere costretto a dormire per terra per assistere la madre malata, perché letti per i familiari non ce ne sono e le poltrone sarebbero inadeguate. La foto è finita sui giornali. Il governatore Zaia ha dato mandato al direttore generale di tutelare a livello legale l'immagine dell'ospedale. Si è fatto scattare una foto mentre dorme steso a terra accanto al letto della madre 94enne ricoverata a Castelfranco, pubblicandola poi su un gruppo Facebook dove ha denunciato come, per i familiari dei malati, altra maniera per fare assistenza assidua non ce ne sia, visto che letti o brandine non ne vengono messi a disposizione e le poltrone sono a suo dire inadeguate. Un quotidiano locale ha ripreso la notizia a piena pagina e ora l'ULSS 2, sentendosi gravemente danneggiata, intende procedere legalmente. Non si è trattato neanche di un disservizio, non si è trattato di un problema da parte del familiare, si è trattato di una sua libera scelta di stendere una coperta o un sacco a pelo sul pavimento, di sdraiarsi e di farsi fare una foto. L'ha pubblicata su Facebook e una testata giornalistica ha ritenuto di darne anche fotograficamente ampia risonanza. Io ho l'obbligo e il dovere di salvaguardare i nostri collaboratori dell'USI Castelfranco, dell'area medica, molto bravi, e ho l'obbligo di salvaguardare anche l'onore dell'azienda. L'azienda che lavora molto, dà tanti risultati per la gente ed è illogico che una situazione come questa, che sembra quasi pilotata, possa poi portare discredito all'azienda. Io provvederò a approfondire, come ho già fatto, una valutazione da un punto di vista dell'esistenza di fattispecie penale che ritengo sussistano e quindi se ho il via libera da parte del direttore generale, come da suoi intendimenti iniziali, presenteremo una querela appunto per la tutela non soltanto dell'immagine dell'azienda ma soprattutto per l'immagine degli operatori che faticosamente e con molta abnegazione lavorano in maniera professionale all'interno di tutte le strutture della ULSS 2. Personale chiamato a ricostruire l'accaduto, che racconta di una notte lunga e tormentata per le 2 anziane ricoverate in quella stanza, col figlio della 94enne che si sarebbe a più riprese alterato, complicando il lavoro dei dipendenti. Sono molto rammaricati di come è stata esposta questa cosa, che per loro è stato solo una vicenda che gli ha complicato un'attività assistenziale che dovrebbe essere normalmente molto più lineare, senza dover avere i familiari come non di supporto, ecco, diciamo così.
Un caso che non deve offuscare, secondo Benazzi, il reale livello di qualità del servizio sanitario offerto a Castelfranco e nelle strutture dell'ULSS 2. Garanzia ai cittadini che la sanità funziona, che i nostri operatori sono bravi e sono umani e soprattutto che sono propensi ad aiutare l'utente. Ed ora le immagini dell'incendio di 2 semirimorchi nel piazzale dell'azienda di trasporti De Luca di via Enrico Fermi a San Fior. La colonna di fumo che poco prima di mezzogiorno si è elevata dal piazzale dell'azienda era visibile da lontano, tanto che in molti hanno allertato i vigili del fuoco arrivati velocemente sul posto. Le fiamme hanno interessato 2 semirimorchi contenenti in un caso tubi di plastica, nell'altro lavatrici e pezzi di ricambio. Non si sono registrati fortunatamente feriti. Indagano sull'episodio per verificarne le cause i vigili del fuoco di Conegliano e i carabinieri di Godega Sant'Urbano. E pompieri al lavoro questa mattina all'alba anche a Tarzo per un rustico in fiamme, animali morti nel rogo. Sentiamo. Le fiamme sono divampate all'alba ed hanno in breve divorato un rustico adibito a ricovero attrezzi ed animali in via Castellica, Tarzo. Ad avere la peggio 2 maiali e 5 conigli che sono morti tra le fiamme. Subito sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco da Conegliano e Vittorio Veneto, che hanno lavorato dalle 5:30 fino a quasi alle 9 del mattino. Ingenti i danni, l'edificio è stato quasi completamente distrutto. Ancora non si conoscono le cause del rogo, indagano i carabinieri. Ed ancora cronaca, si ferma al fast food a mangiare un panino con la fidanzata. Un 50enne ricercato per vari furti è stato arrestato dai carabinieri, aveva appena messo a segno un altro colpo ad Altivole. Su di lui pendeva un mandato d'arresto per vari furti messi a segno tra le province di Treviso, Vicenza e Padova ed evidentemente non aveva smesso, visto che ieri in un vivaio di Altivole aveva rubato assieme alla fidanzata 600 euro dalla cassa. I proprietari se ne sono accorti più tardi visionando le telecamere dell'impianto di videosorveglianza ed hanno avvisato i carabinieri che già erano sulle sue tracce. Così è stato arrestato un giostraio 50enne originario di Monselice. Dopo il furto al vivaio, infatti, l'uomo si era fermato in un fast food a Cornuda per mangiare un panino assieme alla ragazza e lì è scattato il blitz dei carabinieri che l'hanno arrestato. Linea alla regia ora per la pubblicità, ci rivediamo tra poco, restate con noi. Rieccoci in studio con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo ora della segnalazione che ci è arrivata da alcuni telespettatori che ci seguono da Santa Lucia di Piave. Segnalazione è arrivata alla nostra rubrica Lo dico ad Antenna, quella relativa a via distrettuale per i residenti. Appunto, chi percorre la via non rispetta il limite di velocità, mettendo a rischio l'incolumità di pedoni e ciclisti. Siamo andati a vedere. A tutte le ore, giorno e notte, sempre continuo. Macchine e autocarri che sfrecciano veloci a tutte le ore, incuranti del pericolo che stanno causando per la presenza di attraversamenti pedonali in pieno centro abitato. È da tempo che i residenti di via distrettuale a bocca di strada nella frazione di Santa Lucia chiedono con urgenza un intervento alle forze dell'ordine e alle autorità competenti. L'hanno presa per un'autostrada, qui camion mezzi d'opera che dovrebbero fare 40-60, qui sfrecciano come in autostrada. Ecco, questa è la velocità. Lì c'è un passaggio pedonale. Esatto, qui passano anziani, passano bambini. Visto delle scene anche con i passeggini a tornare indietro di scatto perché la gente ha paura e i camion e le macchine qui non si fermano. Non è da fidarsi proprio, nemmeno di lasciare andare i bambini fuori per le strade. Qui in centro abitato il limite di velocità è di 50 km/h, ma sono veramente in pochi a rispettarlo. Le segnalazioni sono state fatte, ma nessuno è intervenuto per far rispettare il limite, ci hanno detto i residenti. Abbiamo avvisato la questura, abbiamo avvisato i carabinieri, polizia municipale e anche il sindaco, però essendo provinciale hanno le mani legate, non sappiamo più cosa fare. La preoccupazione degli abitanti cesserà solo quando le auto e i camion rispetteranno i limiti di velocità. Ci vorrebbe un bel autovelox o un posto di blocco, controllare i dischi e vedere la velocità.
E se anche voi avete una segnalazione da fare alla nostra redazione, lo spazio per voi è la rubrica Lo dico ad Antenna. I contatti li vedete in sovraimpressione per le mail redazione@antenna3.it oppure per un messaggio vocale, la segreteria telefonica, il numero è lo 0422 0230 898 e poi ancora per SMS e WhatsApp il numero è il 351 1755 340. Lo dico ad Antenna. Ed era questo l'ultimo servizio, vi ringrazio per essere stati con noi, ci salutiamo come sempre dando uno sguardo alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Tanto sole sulle nostre regioni, saranno rare le precipitazioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque al mattino. Dal pomeriggio non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui monti, altrove invece si manterrà buono con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, valori massimi abbastanza caldi tra 31 e 35 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento al mattino, poi con qualche rovescio sulle Alpi, ma generalmente di breve durata. Temperature minime tra 21 e 23 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 32 e 35 gradi. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Prosegue il bel tempo un po' su tutta la nostra regione, con ampio soleggiamento ovunque. Qualche temporale tuttavia sarà possibile durante le ore pomeridiane un po' su tutti i settori regionali. Temperature minime intorno ai 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 33 e 37 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.